Anche il calcio italiano dice sì alle 5 sostituzioni. Ad annunciarlo la FIGC in una nota. Nella riunione del 20 maggio scorso, preso atto che, a causa dell'eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica per Covid-19, l'IFAB ha approvato la proposta della FIFA di modificare temporaneamente il numero massimo di sostituzioni consentite nelle competizioni che saranno completate entro il 2020. Il Consiglio federale ha deliberato di consentire l'effettuazione di massimo 5 sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni programmate fino al termine della stagione 2019-2020. Inoltre è stato deciso di prevedere che ogni formazione possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo 3 interruzioni della gara, oltre all'intervallo previsto tra i due tempi di gioco, nonché nell'eventualità di disputa dei tempi supplementari una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare, solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di 5 calciatori-calciatrici. Manca l'ufficialità, ma la decisione sembra essere stata presa. La Champions League 2019-2020 verrà assegnata a Lisbona al termine di una Final 8 a cui parteciperanno le 8 squadre qualificate ai quarti di finale. Già dentro dunque l'Atalanta di Gasperini, mentre devono conquistarsi il pass il Napoli sul campo del Barcellona e la Juventus contro il Lione in casa. La decisione dovrebbe essere annunciata il prossimo 17 giugno. La capitale portoghese ha così vinto la concorrenza di Mosca e Francoforte. L'avventura di Mario Balotelli nella sua Brescia è giunta al capolinea. È ormai definitiva e alla luce del sole la rottura tra il club lombardo e l'attaccante. La società di Massimo Cellino ha inviato al calciatore la lettera per chiedere la rescissione unilaterale del contratto. Lo strappo decisivo è scaturito dopo che Super Mario ha presentato un certificato medico con la diagnosi di gastroenterite che non gli avrebbe permesso di partecipare alle ultime sedute di allenamento della squadra. Da quando i giocatori del Brescia hanno ripreso a lavorare sul campo, Balotelli è stato spesso assente. Brutta sorpresa per Diletta Leotta. Nella notte tra sabato e domenica alcuni malviventi hanno forzato la finestra del suo appartamento di Corso Como a Milano, portando via 8 orologi, tra i quali alcuni Rolex, anelli e contanti per un bottino da 150.000 euro. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a entrare nella casa situata al 9° piano forzando la finestra e portando via tutti gli oggetti della presentatrice contenuti in una cassaforte. Nessuna reazione attualmente via social da parte della giovane siciliana.